oggi un momento importante con la presentazione di questo libro Canto del Caronda, che nel pomeriggio, ricordiamolo, si svolgerà presso l'Eurolingue, questa mattina al Cupa, oggi pomeriggio all'Eurolingue. Sì, questa mattina stiamo insieme ai ragazzi del Liceo Classico e Musicale Empedocle, appunto i nostri studenti delle terze stanno partecipando a questo incontro con Sergio Ferrari per la presentazione appunto di questo libro Grand Hotel Coronda, mentre nel pomeriggio ci sarà un incontro aperto a tutti, come appunto dicevi, presso Eurolingue School. È un libro importante, necessario secondo me, perché ci ricorda di vicende forti che non dovremmo mai dimenticare, dovremmo sempre tenere a mente, perché è una bellissima testimonianza, intensa, commovente, ma anche leggera, perché alla fine c'è anche molta ironia, perché i prigionieri politici appunto della dittatura argentina degli anni 70 hanno utilizzato anche l'ironia come strumento proprio di sopravvivenza contro un regime che li voleva far uscire da questo carcere come morti o pazzi, e loro invece hanno resistito e hanno dimostrato che con la loro ironia, con la loro forza, con il loro idealismo sono riusciti a sopravvivere e a vincere, ad abbattere appunto questo sistema. Adesso sono qui a testimoniare della loro esperienza. Un libro che ha la prefazione di Don Ciotti, che non ha bisogno di presentazioni, è una copia di questo libro, è stata inviata a Papa Francesco, il quale Papa Francesco appunto ha mandato una lettera di apprezzamento al gruppo Il Periscopio, appunto a questo gruppo collettivo che è autore insomma del libro. Gli autori sono 70, ma sono unificati in una scrittura anonima. Alla fine quello che viene fuori è la scrittura e la testimonianza di questi appunto prigionieri politici. Quindi è una bellissima esperienza, i ragazzi sono già molto interessati alla presentazione che sta facendo in questo momento mentre parliamo il professore Fabio Mangione, sta presentando il quadro storico dell'Argentina negli anni 70, poi seguiranno anche Alberto Todaro, il professor Alberto Todaro, che è attualmente impegnato in una ricerca sui desaparecidos siciliani in Argentina durante appunto la dittatura, e come ospite c'è anche Mauro Rubichi, che è un attivista della cooperazione Italia-Nicaragua, quindi un attivista dei diritti umani appunto in Sud America. Quindi c'è un libro importante, fondamentale, anche perché dovremmo sempre tenere a mente che la democrazia non va data mai per scontata, ma è un bene prezioso che dobbiamo tenere sempre a mente e di cui dobbiamo prenderci cura. Questo libro è un racconti dei prigionieri politici dell'Argentina nell'epoca della dittatura. È un libro molto forte, magico, perché è un libro collettivo e anche anonimo. Allora è stato fatto per 70 ex prigionieri politici dell'Argentina in un lavoro incredibile. E per quello dico magico, perché non è facile scrivere un libro 70 persone con 140 mani. I famosi desaparecidos. Allora, noi siamo ex prigionieri politici che abbiamo stato riconosciuti come prigionieri politici. I compagni desaparecidos sono i compagni che hanno stato in centro clandestino di detenzione e che sono stati uccisi in questi centri. Quanto è costato all'Argentina questo momento storico? Ha costato moltissimo, ha costato una frattura della società, ha costato 11.000 prigionieri politici, ha costato 30.000 desaparecidos e ha costato anche 500.000 di esiliati interni e esterni. È stata veramente una frattura della società argentina. Il libro contiene delle testimonianze? Assolutamente, tutto il libro è una gran testimonianza, anonima e individualizzata però senza firma. Allora questo è il racconto di quello che abbiamo vissuto in questa prigione di massima sicurezza dell'Argentina in questi anni terribili del terrore. Ci sono degli studenti di diverse scuole superiori, tra cui il classico, che insegnamento trarranno dalla lettura di questo libro? Credo che una lettura importante, nel senso che qui ci sono riflessati tanti valori, l'umanità, la resistenza collettiva, la fraternità.
come comportarci in una situazione di rapporto di forze defavorabili, e quello è anche molto importante oggi in questa società per tutti i giovani, come fare in un sistema che è molto difficile qualche volta per vivere. Contento che l'Argentina ha vinto il campionato mondiale? Meraviglioso, chiaro che molto contento, e anche una grossa soddisfazione per tutto il popolo argentino. Una sorta di riscatto anche, il calcio dà anche questo messaggio. Senza dubito, e questa è una domanda molto importante. Quando l'Argentina ha guadagnato il campionato mondiale del 78, a 1 chilometro dall'estadio del River Plate erano 5.000 compagni, uomini idonei desaparecidos en el centro della scuola meccanica dell'Armata, e noi abbiamo stato prigionieri in questo momento, e era un sentimento molto contraddittorio. Da una parte sappiamo che questa vittoria era approfittata dai generali, dall'altra parte come argentino volevamo che l'Argentina vincesse. Sì, un periodo storico veramente molto duro, molto aspro, periodo storico che ancora viene ricordato, visto che i cosiddetti desaparecidos, questo periodo lasciò appunto al mondo, consegnò al mondo questa parola, desaparecidos, significa scomparsi, e in Argentina furono 30.000, quindi ancora, tuttora ci sono molte famiglie che cercano, diciamo, ancora i loro parenti desaparecidos, sanno bene che non torneranno più, però c'è ancora una ricerca di giustizia rispetto a questo periodo. Anzi, le 3 parole, diciamo, che gli organismi per i diritti umani in Argentina portano ancora avanti sono memoria, verità e giustizia. Memoria, quindi non vogliono dimenticare assolutamente quello che è successo, vogliono sapere la verità da chi purtroppo queste cose le ha fatte, e naturalmente ottenere giustizia. L'Argentina è uno di quei paesi che hanno avuto le dittature negli anni 70 dove si è fatta più giustizia, onestamente, però ancora molte persone che beneficiarono di quella situazione non sono state condannate, non sono state neanche processate. Il Coronda è un libro scritto da un collettivo, il Periscopio, che riunisce, quindi scritto a più mani, caratterizzati dal fatto di essere tutti prigionieri politici negli anni della dittatura argentina dei generali, dal 76 all'83, e quindi è un libro di testimonianza. Grand Hotel Coronda è un carcere, sì, è un carcere, in quei tempi oltre ai carceri, diciamo, legali, in Argentina c'erano anche dei carceri clandestini che venivano chiamati... Il nome camuffa in realtà, Grand Hotel camuffa un... Certo, ecco, un credo che sia ironico, l'Argentina era piena, ce n'erano più di 600 di centri di detenzione clandestina dove la gente veniva imprigionata segretamente, illegalmente, e lì torturata nei modi più disparati. Lei diceva nel suo intervento che ancora oggi ci sono le donne che settimanalmente si riuniscono per chiedere che fine hanno fatto i loro figli, no? Le mamme, insomma. Sì, le mamme e le nonne di Piazza di Maggio che chiedono notizie dei loro figli, perché circa 30.000 desaparecidos vennero sequestrati e uccisi durante gli anni della dittatura, e dei quali ufficialmente non si sa la sorte.